Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie, grazie, la nostra grandissima ehm, regista che mi pare di capire è l'ultima volta che è con noi, l'ultimo sabato con noi. Un abbraccio a lei, un augurio di una grandissima carriera sveva, te la meriti. Ora proseguiremo con Amalia. Un abbraccione a Matteo, come sempre. Un abbraccione grande grande a Tina, che purtroppo è ricoverata in ospedale dopo la mamma, seri problemi anche Tina, e questa non è una bella notizia né per la nostra associazione, né per la radio, né per la Lega tutta, perché è una storica esponente leghista. Mi scuso poi con voi radioascoltatori per sabato scorso, perché ero in auto, guidavo e andavo a trovare con moglie e la prima nipotina la seconda nipotina appena nata, quindi avete avuto delle interferenze che probabilmente sono state involontarie, ma sono capitate. Questo anche significa la freschezza, la spontaneità, il parlare a braccio con voi come se fossimo seduti a tavola in una conversazione amichevole. E così dopo oltre un anno, abbiamo cominciato nel giugno del 2024, proseguiamo nel nostro percorso che è partito ragionando sulle origini, sull'essenza della democrazia, sulla sua effettiva portata e possibilità, quindi le due componenti, il popolo, che è essenziale, perché senza popolo non si fa niente, demo, kratos, il popolo, e il potere che naturalmente spetta al popolo quando il popolo c'è. Abbiamo passato con molto superficialmente per certi aspetti, ma popolarmente, in modo popolare, gli aspetti della democrazia che potevano interessare ai nostri popoli, i popoli italici, che sono popoli diversi fra loro, ma che hanno un'arte, una lingua, un credo, in genere cristiano, di fondamento comune, quindi che sono nati per essere assieme, non per essere divisi, però nello stesso tempo hanno le loro differenze. Come accorpare queste differenze, renderle efficienti, renderle efficaci, rendere i valori, renderle positive rispetto a fratture che sono invece negative. E abbiamo richiamato la grande dottrina politica che è patrimonio dimenticato della Lega, la dottrina autonomistica e la dottrina federalista che ancora oggi viene richiamata dall'ex governatore della Banca d'Italia ed ex primo ministro professor Mario Draghi, il quale però ha modificato la sua dizione e parla a questo punto di un federalismo pragmatico. È in fondo quello che abbiamo detto noi, cioè l'Europa presenta una stupenda miriade di popoli diversi, di tradizioni diverse, di costumi diversi, che sono il fondamento del suo essere Europa, perché hanno lati comuni e hanno altri lati che non dico siano inconciliabili, ma sono diversi. Quindi un'Europa vera, politica, non può che essere un'Europa dei popoli, probabilmente una confederazione più che una federazione, però quando si parla di federalismo pragmatico si va ancora una volta in quella direzione. Non può essere una federazione
di stati, cioè una federazione di strutture organizzate fra loro, perché a quel punto i popoli non contano più niente, mentre i popoli, proprio per il concetto stesso di democrazia, devono mantenere un kratos, il loro potere. Non è possibile, altrimenti nel momento in cui si parla di un federalismo di strutture e basta, i popoli non hanno più potere, cioè non c'è più democrazia. Questo sono quei meccanismi che forse nelle nostre conversazioni qualcuno ha imparato a maneggiare. Abbiamo poi detto, siamo passati oltre, abbiamo detto dalla democrazia, dalla sua crisi attuale, evidente, discende la necessità di una dottrina sociale comune, cioè di una condivisione di principi, valori e di senso, tali per cui il popolo o i popoli possano sentirsi da un lato i popoli confederati o federati, dall'altro lato il popolo possa sentirsi popolo. Se non c'è un nucleo popolare alla base, fin dai suoi nuclei fondamentali, le famiglie, le associazioni, le amicizie, se non c'è quell'accorpamento di base che dal basso si estende verso l'alto, è inutile che parliamo di democrazia. È perfettamente inutile. È un termine che viene usato per fregare gli altri e quindi di questo dobbiamo essere consapevoli. Occorre dunque una dottrina sociale che accomuni il più possibile e alla quale fare riferimento. Dottrina sociale che occorre ricostituire, che non può essere basata, come è avvenuto negli ultimi decenni, sul socialismo, perché il socialismo è la negazione del popolo, nonostante quello che si dice, è la negazione del popolo, perché è l'esaltazione dell'intellettualismo strutturale, cioè della ragione, della mente illuminata. Chi appartiene a quel pensiero è automaticamente più saggio e più illuminato degli altri, gli altri sono dei poveri paria che non capiscono assolutamente niente, buzzurri, stupidi, ignoranti, leghisti, come è stato detto. Non è così. Il popolo è il popolo, con i suoi difetti, le sue resistenze, le sue arretratezze, ma va amato e considerato come tale. Deve essere un popolo e deve riacquisire la consapevolezza di esserlo. Sabato scorso abbiamo guardato come fosse come sia un esperimento in atto la formazione del popolo palestinese. Abbiamo detto il popolo palestinese, così com'è attualmente formato, ciò in cui consiste, l'agente della quale consiste, è popolo, comincia a sentirsi popolo, ad avere l'esigenza di essere tale 100 anni fa, quando l'impero britannico attribuisce agli ebrei, che vengono osteggiati, che vengono brutalizzati, in particolare nell'Europa centrale, Europa sotto il dominio sovietico, scappano, fuggono e trovano, con concetto nazionalistico della cosa, vogliono trovare rifugio nella loro antica terra, quella della Bibbia, descritta nella Bibbia, in Palestina. Con la fine della prima guerra mondiale cessa l'impero, cessa perché viene sconfitto, l'impero ottomano, patti di Versailles, ed ecco che la Gran Bretagna, l'impero dominante di allora, che ha bisogno di soldi perché ha sostenuto le spese della prima guerra mondiale,
accetta i soldi di Rothschild, del banchiere Rothschild, e favorisce, dichiarazione Balfour, favorisce l'ingresso, l'emigrazione verso la Palestina degli ebrei che fuggono in quanto perseguitati in particolare dall'Europa centrale, e si forma il cosiddetto focolare ebraico. Le terre vengono acquistate dagli israeliani dopo che i potenti lì insediati dell'impero ottomano praticamente non hanno di meglio che vendere, quindi la vendita per modo di dire. Comunque i servi della gleba dei potenti arabi, invece di essere riassunti nell'esplicazione delle loro attività prevalentemente agricole, vengono scacciati perché al loro posto arrivano gli israeliani. E da qui si forma l'ostilità, da un lato nasce lì, e dall'altro lato si forma la consapevolezza di questa, comincia a formarsi la consapevolezza di questa gente che non sono nativi della Palestina. Nella striscia di Gaza sono egiziani prevalentemente, nella Cisgiordania siriani, giordani, hanno origini, etnie drusi diverse, ma la consapevolezza di essere arabi con delle esigenze particolari distinte da quelle degli altri arabi. Ed ecco che comincia a formarsi questo popolo, a formarsi il senso di popolo. Il senso di popolo si forma quando, normalmente, è sempre così avvenuto, quando ci sono esigenze comuni, quando c'è da combattere un nemico esterno, quando c'è da conservare le ragioni essenziali della propria vita. E è lì dove si forma il popolo, dove gli interessi individuali cedono il passo, in parte, a interessi che sono collettivi, sono di una collettività. Quella collettività man mano matura costumi, matura abitudini, si coagula, diventa popolo. Ecco, questo come, ripeto, esperimento sotto un certo profilo, cioè usiamo un'attualità storica per capire quello che cosa significa, come avviene, come nasce. E questo popolo acquisisce una sua consapevolezza. La prima consapevolezza è quella di conservarsi e fare in modo di sopravvivere secondo gli usi e costumi che avevano contratto questi arabi in precedenza. A coagulare maggiormente in particolare dopo la fine della seconda guerra mondiale, allorché viene riconosciuto dall'ONU vengono riconosciuti i due stati, quello di Israele e quello palestinese, di Palestina, a coagulare gli interessi dei palestinesi, viene proprio lo stato di belligeranza, cioè da un lato l'espansione degli israeliani e la cacciata sostanziale dei lavoratori che sono i servi della gleba, degli sceicchi locali, e il loro restringersi su un territorio che non è più quello di prima. Non stiamo qui a dare giudizi giusto o ingiusto, perché anche da un punto di vista del diritto internazionale è una situazione molto complessa che non è neanche stata risolta, non è mai stata risolta fino ad oggi. Ancora oggi c'è una tremenda guerra in corso. Però che cosa caratterizza poi questa evoluzione? Viene caratterizzata da dittature, perché le dittature a questo punto, incentrate su una resistenza militare, su un'attività sostanzialmente militare di guerriglia, tra l'altro, che viene anche esportata, non dimentichiamocelo, a pagamento, si coalizza in una struttura di guerriglia militare, e il popolo si abitua a ricevere finanziamenti un po' da tutto il mondo, in fondo sotto la minaccia
di esportare terrorismo. Questo è un po' il quadro, però in quel popolo, sotto questa terribile dittatura militare, quella di Al-Fatah prima, quella di Hamas oggi, si sviluppa una coscienza di popolo. Ecco, questo. Quello oggi non sarà forse ancora maturo, ma sta diventando un popolo il quale prima o poi potrà anche esprimere un suo kratos, un suo potere che oggi non è in grado di esprimere perché, o meglio, lo esprime attraverso feroci dittature militari che sono incompatibili con gli altri popoli vicini. E qui ci fermiamo e lasciamo il caso agli storici e ai giuristi, ai politici. Veniamo allora ai nostri popoli. Qual è la differenza? Che rispetto a quella che è la costruzione di un'Europa dei popoli e che deve modificare l'attuale struttura burocratica europea. La differenza è molto semplice. L'abbiamo accennato anche sabato scorso. Nel nostro inno nazionale, il canto degli italiani, il cosiddetto Fratelli d'Italia, che tutti cantano, ma poi alla fine nessuno conosce esattamente le parole o sa quali il significato che hanno. Ci sono due eventi che vengono menzionati. Da un lato le vittorie dell'impero romano, e qui richiamo la dittatura militare dall'altra parte, cioè di solito i popoli si formano proprio attraverso le guerre. È tragico dirlo, ma è così, attraverso i contrasti violenti fra popoli. In questo modo si forma la coscienza di solito, si forma la coscienza di un popolo. E l'inno nazionale richiama la gloria militare di Roma, che ha formato comunque una civiltà sulla quale si sono fondati insieme alla civiltà cristiana i nostri popoli, e dall'altro richiama curiosamente la battaglia di Legnano, il patto di Pontida, il patto, quello che l'Alberto da Giussano. Il nostro inno nazionale richiama direttamente l'Alberto da Giussano, che è un mitico personaggio, si sa neanche mai se sia esistito, ma che rappresenta che cosa? Rappresenta l'acquisizione della coscienza dei popoli lombardi, in questo caso, di avere un interesse comune, di avere una storia comune, di avere costumi condivisi, tali da poter mettere a rischio la propria vita, il proprio benessere per difenderli. Ecco, questa è la scintilla, dove il popolo diventa popolo che può esercitare un kratos, un potere. Non per niente, ripeto, viene richiamato nello stesso inno nazionale. Perché? Perché questi popoli lombardi, uniti nella Lega di Pontida, che cosa hanno detto? Hanno detto, ah sì, siamo popolo al punto che nel avversare un impero rappresentato, guidato da Federico I di Hohenstaufen, grande imperatore, Barbarossa, fanno valere le loro esigenze, i loro costumi, il loro essere popolo positivo, appunto, che Federico poi ne approfitta, perché usa i patti che il patto della pattuizione di Costanza lo usa anche nei confronti dei suoi principi ribelli in Francia, in Germania. E un popolo così cosciente di sé è utile anche all'impero. Addirittura non è in contrasto, viene combattuto, ma diventa utile. In effetti l'impero va a svolgere determinate attività, determinati poteri, però quei popoli
rappresentano anche per esso, dal suo punto di vista, un'utilità. Per quei popoli, invece, ciò che hanno fatto rappresenta la libertà. Rappresenta un modo per gestire l'essere liberi e gestire insieme quelli che sono problemi, elementi di sussistenza, di vita, che sono comuni. Quindi per alimentare fra di loro i traffici commerciali, gli scambi, le credenze, perché alla base di tutto, ricordiamoci, c'è anche il supporto da parte del Papa, il quale appoggia nella circostanza la Lega Lombarda. In quel momento, in quella vicenda, richiamata dall'inno nazionale, lo ripeto, andatevelo a leggere, vedrete che è così, in quel momento quei popoli scoprono, scocca la scintilla, in definitiva, del sentirsi popolo. Sentirsi popolo significa: io sono pronto a sacrificare me stesso per la difesa dei principi, dei valori, del senso che mi caratterizzano e che ci caratterizzano. Caratterizzavano i milanesi, come i bergamaschi, come i bresciani, cioè erano tutti caratterizzati sotto l'aspetto degli elementi fondamentali da una comunione di intenti. Questo fa il popolo. Quando questo si verifica, esprime un suo kratos e lo esprime naturalmente, un suo potere, e lo esprime naturalmente. I patti di Costanza, la pattuizione con l'impero, col grande impero, è l'esempio, perché è l'espressione di un kratos, di un potere acquisito, che si siede al tavolo pattizio con un grande imperatore e si mettono d'accordo. Quindi la forza di questa libertà, della convinzione dell'essere popolo e dell'essere popoli, aventi principi, valori, senso comuni, dà la forza di sedersi al tavolo dell'impero. La domanda che, ecco, da un lato abbiamo un popolo in formazione, dall'altro lato del Mediterraneo, che tutto questo tragitto dovrà ancora percorrerlo, poco o tanto, perché lo vediamo anche adesso nel momento della disfatta militare, che sono create bande da tutte le parti, si ammazzano fra di loro, non si può dire, questi qui non si riuniscono per combattere qualcuno, si sparano fra loro, quindi non sono ancora popolo. Da quest'altra parte, già 800 anni fa, abbiamo avuto un popolo che, anzi 900 anni fa, ormai, 850, abbiamo avuto un popolo che, un insieme di popoli che ha saputo essere a popolo, che quindi ha espresso un suo kratos, un suo potere, a livello internazionale. La domanda è: con ciò che sta succedendo oggi, con questi potentati del web, digitali, che si sono posti come entità sovrastatuali, capaci di dominare chiunque, adesso arriva anche l'intelligenza artificiale, che è un mezzo che può essere di sviluppo, può essere di dominio spaventoso, di totalitarismo completo, il più spaventoso che abbia mai provato che sia mai stato sperimentato dall'umanità. Bene, questa consapevolezza, dobbiamo chiederci, c'è o non c'è, su che cosa si basa, come la si può sviluppare, come la si può sviluppare all'interno di un'Europa dei popoli, come la si può sviluppare attraverso la creazione di una nuova dottrina sociale che unisca tutti quanti e faccia in modo di poter riaffermare la democrazia, cioè il kratos del demo, il potere naturale del popolo e dei popoli. Viva l'Italia, allora, viva l'Europa, viva la nostra terra di Lombardia, di Veneto, le nostre terre. E un abbraccione a Matteo,
un abbraccione grande, grande, grande alla nostra Tina. A Dio piacendo, ci risentiamo sabato prossimo alla stessa ora.